piedi, amen, così diamo lode e gloria al nostro Signore, alleluia. Padre Santo, vogliamo ancora ringraziarti per questa sera, per questo insieme, Signore. Oh Padre, vogliamo dare lode e gloria al tuo meraviglioso nome, Signore. Applichiamo il sangue di Gesù Cristo sulle nostre vite affinché siamo lavati, purificati e imbiancati mediante quel sangue prezioso che è stato sparso alla croce. Ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù. A te vogliamo dare lode e gloria, oh Padre. Sì, Signore, in quell'unico nome prezioso che ci hai dato sotto il cielo, che è il nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Alleluia. Noi esaltiamo la sua maestà, noi esaltiamo la giustizia sua, è lui che ha vinto il nemico della nostra anima, egli è il potente liberatore. Nazione, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore di questa nazione. Noi esaltiamo, alleluia, noi esaltiamo la sua maestà, noi esaltiamo la giustizia sua, è lui che ha vinto il nemico della nostra anima, egli è il potente liberatore. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Amen, alleluia. Gesù è il Signore della nostra vita, alleluia. È scritto: lodate o servi dell'Eterno, lodate il nome dell'Eterno. Sia benedetto il nome dell'Eterno ora e sempre, dal sollevante fino al ponente. Sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno è eccesso sopra tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Sì, Signore, la tua gloria sia manifestata ancora in questa sera nel nostro mezzo, Padre. Un popolo che ti celebra, un popolo che ti loda, un popolo che ti ama, Signore. O Padre Santo, ancora in questa sera il nostro cuore si eleva davanti al tuo trono per essere strumenti nelle tue mani, alleluia. Sia innalzato e magnificato il nome dell'Eterno, alleluia.
occhi dei ciechi hai aperto, nessuno è come te, come te. Risprendi nel buio più finto, sai rialzarmi se cado, nessuno è come te, come te. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente è il mio Dio, è il mio Dio. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente è il mio Dio, è il mio Dio. Dio è grande, Dio è forte. L'acqua in vino hai cambiato, Dillo. gli occhi dei ciechi hai aperto, nessuno è come te, come te. Risprendi nel buio più finto, sai rialzarmi se cado, nessuno è come te, come te. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente è il mio Dio, è il mio Dio. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente è il mio Dio, è il mio Dio. Se Dio è per noi, nessuno può fermarci. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, nessuno può fermarci. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Adoratori, Dio è grande. Dio è grande. Dillo. Lui guarisce. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente è il mio Dio, è il mio Dio. Dio è grande, Dio è forte, Dio è grande, Dio è grande, Dio è forte, Dio è grande, Dio è forte. Sì, Signore, Tu sei il nostro riparo. Il salmista poteva scrivere: ma l'Eterno è il mio riparo, è il mio Dio, è la rocca in cui mi rifugio. Sì, Signore, noi ci rifugiamo in Te, Signore. Davanti a ogni circostanza, davanti a ogni situazione, oh Padre, che sia piacevole, che sia avversa, noi ci rifugiamo in Te, Signore. Il nostro riparo, la nostra alta torre, Signore. Noi vogliamo insieme adorarti con tutto il nostro cuore, oh Padre. Adoriamo Te, Signore. E sia gradita questa adorazione davanti al Tuo trono, alleluia. Vogliamo adorare insieme il nostro meraviglioso Dio, amen, alleluia. Tu sei degno, Signore, Tu sei santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Nascondimi sotto gli ali
con te, oh Dio. L'anima mia riposa solo in te. Nel tuo potere. Dillo, oh fede, tranquillità. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei re degli oceani, e in pace sarò con te, oh Dio. l'anima mia Gesù. L'anima mia Dillo con tutto il tuo cuore, riposa. riposa solo in te. Nel tuo potere, oh fede, tranquillità. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei re degli oceani, e in pace sarò con te, oh Dio. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei re degli oceani, e in pace sarò con te, oh Dio. 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 Amen, alleluia. Tu sei la vera pace, Signore. Sì, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, oh Padre. Oh sì, Signore, noi vogliamo, Padre, viverle, quelle dimore sante, Signore, nei nostri giorni, nel nostro quotidiano, Padre. Ti ringraziamo ancora per questo giorno, Signore, come tu ci hai ancora, Signore, protetti, guardati e sostenuti, Signore. Perché se siamo qui, Signore, è per la tua fedeltà. E Signore, noi sappiamo che il miglior modo, Padre, per ringraziarti è adorarti. E lo vogliamo fare, oh Padre, adorandoti con tutto il nostro cuore. Ti adoriamo, Re di gloria. Ti adoriamo, Padre Santo, alleluia. Tu sei degno, Signore, degno, degno, degno. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia. Ora bascia da
fatto il mare, oh mio creatore, mi hai fatto come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te, il tuo amore, la tua fedeltà. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, il volto tuo un giorno io vedrò. Da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, e sempre ti amerò con tutto il cuore. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. La mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. A te, Signore, La mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà la lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. Adoro te per chi tu sei. adoro te. Per chi tu sei. Alleluia. Sì, Signore, ti adoriamo, Signore, e ti adoriamo con tutto il nostro cuore. Grazie, oh Padre Santo, ancora per la comune adunanza, ancora, Signore, come tu ci dai grazia di viverci, Signore, come Chiesa, come tuo popolo, Signore. Ancora, Padre, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera, sapendo, Signore, oh Padre, che il tuo orecchio è attento, Signore, alle preghiere elevate davanti al tuo trono. Vogliamo pregarti, Signore, per Gabriele, per Naomi, per Giulia, Signore. Stendi la tua mano, Padre, su queste vite preziose. Ancora la sorella Mena, oh Signore, toccala, Signore, oh Padre, e che sia sanata completamente nel nome di Gesù. Ancora, Signore, preghiamo per i matrimoni, oh Padre, campo particolare, delicato, campo benedetto, Signore. Vogliamo pregarti per ogni matrimonio, Signore. Ancora questa preghiera, Signore, elevata per la mia vita e per mia moglie, Signore, oh Padre, io ti ringrazio. Sì, Signore, come tu metti nel cuore anche, oh Padre, oh Signore, questo sentimento santo. Grazie, Padre.
ancora il centro Bethesda davanti al tuo trono, Signore, e tutti i giovani che si trovano lì in quel luogo, Padre. Ancora Andrea per Arresa e che possa accettare te come Signore e Salvatore. Ancora il centro Remar, Angela e Ciro davanti al tuo trono, Signore, anche Davide, Signore. O Padre, ancora i giovani davanti al tuo trono di grazia, ancora a Mario, Signore, possa tu, Signore, continuare l'opera tua nella sua vita, Signore. Vogliamo pregarti anche per l'altro fratello Mario, Signore, ti prego, Padre, ristabiliscilo velocemente, Signore. Tocca, Signore, e opera sulla sua vita. Ancora la dottoressa Canfora, figlio Gabriele, sì, Signore, stendi la tua mano. Ancora Noemi davanti al tuo trono per guarigione. Ancora Federica, sì, Signore, stendi la tua mano su queste vite, oh Padre. E non vogliamo, Signore, dimenticarci ancora di Vittorio, Padre, lo mettiamo davanti al tuo trono, stendi la tua mano, Signore, rialzalo dalla sua infermità, Signore. Voglio pregarti anche per Camillo, Signore, per Raffaele, sì, oh Padre, queste vite, oh Signore, che per l'uomo, oh Signore, hanno, oh Signore, delle condanne, ma per te, Signore, sappiamo che tutto è possibile. Padre, io voglio ringraziarti ancora per questo insieme, per questa sera, anche per coloro che ci seguono attraverso il web, Signore. Possa tu parlare al cuore di ognuno di noi. Sì, Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, in quell'unico nome, che è il nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen, alleluia. Possiamo accomodarci, alleluia, gloria a Dio. Se c'è qualcuno che sente nel suo cuore di testimoniare, lo vogliamo fare in questo momento. Alleluia, gloria a Dio. Qualcuno c'è. Pace a tutti, voglio ringraziare il Signore per la salvezza, per come mi ha tirato fuori dalle tenebre, ma stasera voglio ringraziare il Signore per come ha guardato mia figlia ieri, è caduta per le scale e per la caduta che ha preso, c'è un piede così grande, ma Dio è più grande della caduta perché l'ha guardato e non si è fatto niente. E mi dispiace solo che stavamo a casa del fratello Mario, che stavamo parlando dei miracoli che il Signore ha fatto nella sua vita e al nemico non gli è piaciuto, però il Signore sa ogni cosa, continua a benedire Mario e lo porta avanti ogni giorno e che Dio ti benedica, Mario, il Signore benedica. Alleluia. Nessun altro? Va bene, vogliamo proseguire, vogliamo anche prendere l'offerta, amen, vogliamo pregare per l'offerta, alleluia. Signore Dio Padre, vogliamo ringraziarti anche per questa offerta, Signore, che diamo, Padre, e diamo con un cuore gioioso, con un cuore allegro. Ti ringraziamo, Signore, perché è un'opportunità che tu ci dai e noi vogliamo cogliere ogni opportunità, Signore, per dare gloria al tuo meraviglioso nome. Grazie, o Padre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Un momento alla tua presenza, in un istante del tuo amore, una scintilla della tua gloria, per un minuto e niente più, tutto darei, non è importante ciò che dovrei passare.
uno degli applausi più mosci della storia. Alleluia, gloria a Dio. Ricordiamoci che a Gesù va sempre il meglio. Amen. Applaudite scarsamente ai neomelodici. Vabbè, ma Gesù sempre il meglio. Siamo pronti per la parola? Prima Pietro, capitolo 4. Alleluia. Come ben sapete, è un argomento che Dio ci ha dato a inizio anno, è un argomento che per me è stato importante perché so che è un qualcosa di profetico che ha a che fare con quella che è la venuta del Signore. Allora Dio sicuramente parla, avverte alla sua Chiesa e ci ministra in modo tale da poter essere ben equipaggiati per essere strumenti nelle sue mani in questo tempo. Noi sappiamo una cosa per certo, che possiamo dare qualcosa di buono solo se riceviamo, perché se non riceviamo non possiamo dare niente. Ma visto che Dio dà e dà abbondantemente, noi vogliamo ricevere dal cielo per poi poter espandere quella che è la volontà di Dio. Grazie a Dio per quello che Dio fa, grazie al Signore per come Dio opera, e vi ricordo una cosa molto semplice che tutti quanti noi conosciamo: Dio è amore. Amen? Dio è amore. Amen. E sapete che noi abbiamo ricevuto l'amore di Dio? Perché Dio ce l'ha dato. Quindi se l'abbiamo ricevuto, dobbiamo darlo. Amen. Dobbiamo essere strumenti di amore. Altrimenti, dice la scrittura, dovrei prendere tutti i messaggi che Dio ci ha dato dal primo fino ad oggi, ma è un po' difficile, altrimenti si farebbe molto tardi. Ma vi ricordo una cosa molto importante: se tu dici che ami Dio e non ami tuo fratello, cosa dice la scrittura intorno a questo? Che siamo bugiardi. Perché se tu dici amo il Signore che non vedi e non ami tuo fratello che vedi, visto che ti è stato dato l'amore, e dell'amore che ti è stato dato, di quell'amore tu devi dare. Amen. Piccolo preambolo, adesso lo so, state aspettando tutti quanti che già qualcuno stava dicendo: pastore, la Bibbia. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua meravigliosa parola, come tu ce l'hai donata, Signore Padre, come tu, Signore, ci hai onorato, perché noi l'abbiamo ricevuta come tua parola. E come tua parola, Signore, vogliamo osservarla e metterla in pratica. Noi ti ringraziamo, Padre, e come sempre il nostro ringraziamento va a te, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Come vi dicevo, prima Pietro, capitolo 4, dal versetto 7, al Signore vogliamo dare tutta la lode e la gloria, così dice la parola di Dio. La fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate gli ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come annunciando oracoli di Dio. Se uno svolge un servizio, lo faccia come con la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. A chi appartiene la gloria e il dominio? A Gesù appartiene la gloria, a Gesù appartiene il dominio nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluia. L'impartizione che Dio ci dà quale è? Che tutti quanti conosciamo, abbiamo capito bene. Gesù è vicino. Da quanto tempo Gesù ce lo sta dicendo? Io sto per tornare? E non vogliamo fare come fecero quelli che poi persero anche la speranza, quelli che dicevano sì, va bene, tutti quanti dicono Gesù torna, ma Gesù tarda. Gesù non tarda affatto. Il Signore verrà al tempo opportuno. In Apocalisse capitolo 3 è scritto chiaramente, non fate che io possa venire come il ladro che viene di notte, perché quello che avete ricevuto non ne avete fatto stima. Dio vuole che quello che riceviamo ne facciamo stima, alta stima. Stimare le cose di Dio più alte di qualsiasi altra cosa. Dire Signore grazie per quello che ho ricevuto. Ma perché Dio dona? Perché riceviamo? Certamente non per inorgoglirci, non per sentirci forse più importante di qualcun altro, assolutamente no. Ma dice la Scrittura, quello che abbiamo ricevuto è per spenderlo al servizio degli altri. Se non c'è questa piccola attitudine nella nostra vita di ricevere per servire, riceveremo poco o meglio. Io credo che non riceveremo proprio niente, perché le cose che Dio ci dà è per essere di servizio, per accudire, per far sì che gli altri possano avere il beneficio della sua presenza. E sapete, non c'è il vanto dell'uomo, che l'uomo possa dire sono stato bravo, sono stato abile, sono stato capace, perché dice la Scrittura, per la grazia che abbiamo ricevuto, noi possiamo fare quello che facciamo per la forza che Dio ci ha fornito. Altra cosa che abbiamo ricevuto. Cosa abbiamo ricevuto? Forza per servire e per onorare il Signore. Allora io credo che sia un tempo per ricevere, sì è vero, ma è anche un tempo per dare. E sapete, chi ha ricevuto non si sta risparmiando. Chi ha ricevuto da Dio lo vedi operoso, lo vedi che sta operando, lo vedi che si sta muovendo, lo vedi che non è ozioso o sta perdendo del tempo, ma chi ha ricevuto da parte del Signore lo vedi che è laborioso. Sapete, l'ho detto e lo ripeto ancora una volta, il Signore mi parlò e disse chiaramente, ma di a chi devi dire dove sta il tuo operato. Sapete, questa cosa a me mi sconvolse, dissi Signore, non è che mi manca il coraggio, perché sinceramente grazie a Dio non mi manca il coraggio di poter dire ma che stai facendo, fammi capire come stai servendo il Signore, ma lo stai servendo veramente il Signore. Mi ricordo una volta che un confratello, anche lui diceva io faccio, io dico, io conto, e una volta il pastore gli disse ma dove sta il tuo operato? Tu dici, ma tu non fai niente, hai solo la nomea, ma dove sta il tuo operato? Cosa stai facendo tu per il regno di Dio? Oltre a quello che è l'indispensabile, il minimo indispensabile, ma Dio non vuole il minimo indispensabile, fratello mio e sorella mia. Dio vuole che la tua vita sia investita per servire Lui, per onorare Lui, altrimenti non riceverai niente. Se non hai l'attitudine di dire Signore, quello che mi dai io lo spenderò, e lo spenderò non per essere una pecora ingrassata, ma per essere una pecora laboriosa. E proprio dicendo questo, quando il Signore mi disse tali parole, disse ma dillo. Io già stavo partendo, però grazie a Dio il Signore mandò Joshua. E Joshua, senza sapere niente, perché io e Joshua non è che ci sentiamo o parliamo delle cose della Chiesa, assolutamente no. Però Joshua, senza sapere niente, iniziò proprio esordendo con questa parola. Dio ti retribuirà secondo il tuo operato. Non è per merito, perché hai ricevuto, Dio ti ha dato unzione, capacità, il suo amore affinché tu sia uno strumento nelle sue mani. E sappi questo, tutte le cose che non fai, possono essere purtroppo catastrofiche per la tua vita, perché Dio ti ha dato. E non esiste qualcuno che possa dire a me Dio non mi ha dato niente, no, Dio ti ha dato. Ha dato sicuramente ad ognuno secondo quelli che sono i talenti che puoi supportare, non ti darà di più. Anche in questo il Signore ci parlò dei talenti, no? Quello che ne ricevette 5, quello che ne ricevette 2, quello che ne ricevette 1. C'è una differenza. Dio non chiede chissà quanto, perché sapete, quello che Dio dà fruttifica per la sua gloria.
Infatti ricorderete che chi per 5 talenti ne portò 10, il Signore diede pure quelli dell'inoperoso. Disse dalla a quello che ha fatto di più. Quindi non vogliamo nascondere le cose che Dio ci dà, ma le vogliamo investire. Vogliamo adoperarci, non vogliamo essere oziosi, perché l'ozioso, se non serve il Signore, servirà qualcun altro. Quando uno è in ozio, pur sapendo che ha ricevuto qualcosa, e dopo lo leggeremo, ma se l'ozio ti prende, o quelli che sono purtroppo le cose di questa vita, o quelle che possono essere purtroppo anche le disavvedutezze, l'avversario fa un lavoro, ruba, prende ciò che Dio ti ha dato per renderlo inoperoso. Dio non si pente di quello che fa, anzi, Dio lo fa in modo tale che tu possa essere fruttificante. Ma se le cose non funzionano, non dare colpa a Dio, perché Dio non ha colpe. Se le cose non funzionano è perché tu probabilmente hai preso quel talento e l'hai messo sottoterra perché pensavi che Dio fosse ingiusto. Io so che tu mieti dove non hai seminato, ma quando mai? Ma chi te l'ha detto a sta sciocchezza? Dio investe e ha fiducia. Dio ha fiducia, ha avuto fiducia in me. Per avere fiducia in me, è un Dio di fede. Per non parlare di te poi. Ma tutte le colpe sono che me. Nessuno di noi poteva essere davanti al Signore giustificato, giustificabile. Tutti quanti noi eravamo uno peggio dell'altro, ma Dio ha avuto fede. Amen? E gli ha fatto qualcosa di meraviglioso. E Dio l'ha fatto, lo continuerà a fare. Però sapete, quello che è lo sprono che Dio sta dando oggi alla nostra vita è perché Gesù sta tornando, e Gesù sta tornando. Questa non è una minaccia, è una certezza. Dice, la mia Chiesa deve essere preparata, deve essere pronta. E molti purtroppo nella Chiesa sono dormienti. Si sono un attimino accomodati, si sono un attimino rilassati. Molti stanno vivendo del passato, delle esperienze vissute, delle esperienze che hanno avuto, ma sapete, io ringrazio Dio per tutte le esperienze che Dio mi ha fatto fare, delle esperienze soprannaturali, di tutto quello che può essere meraviglioso che Dio ci ha fatto sperimentare, ma oggi c'è da sperimentare qualcosa di nuovo, di più. Amen. Ogni giorno c'è qualcosa che Dio vuole che noi possiamo sperimentare, che noi possiamo vivere nella pienezza, nella pienezza. Prima dicevo in macchina parlando con Giuseppe, dicevo, Dio mi sta formando. Giuseppe ha detto, ancora pastore? Dio ci forma giorno per giorno. Sapete, forse in aree che mai avrei sospettato nella mia vita, sia spirituale che quella fisica. Ma Dio mi sta formando nei sentimentalismi delle coppie, cosa che io non pensavo, perché proprio per carattere, sono poco avvezzo a queste cose, però tutti i problemi matrimoniali me li stanno portando a me di sana pianta. Io le accudisco però e devo dare anche consigli, pratici. Ecco dove io non avevo competenze, però Dio mi sta formando in queste competenze. Spiritualmente ti posso dire tutto quello che devi fare nel matrimonio, come, quando, perché, però a volte mi tocca fare anche dare qualche consiglio, pratico in quella che è la vita matrimoniale. Sono un poco fuori ruolo, ma Dio mi sta formando anche in questo. Amen. Non è sbagliato, perché per l'amor di Dio, anche questo è utile. Siamo ancora in un corpo di carne. Amen. E a volte le cose sono anche, piacevoli, sperimentarle e viverle. Questo per dirvi che cosa? Siamo in una continua formazione che va al di là di quello che tu vuoi. Dio ti porta anche dove tu non vorresti, però ti forma, ti modella e ti fa capire tante cose. E noi diciamo, Signore, grazie per quello che tu fai. E quello che tu mi hai dato, perché quello che Dio ci dà sono delle capacità che sono soprannaturali, non hanno nulla a che vedere con quello che è il naturale, tutte capacità che vengono da Dio. E quando hai fatto, una cosa la puoi dire per certo, che sei un servo inutile, e lì crolla tutto il meritorio.
io che faccio, io che mi dedico, io che mi adopero, alla fine sono un servo inutile. Meglio che tu sia un servo inutile che sia un servo che presuppone di essere qualcuno o qualcosa. Rimani un servo inutile. Sai perché? Perché il servo inutile ha una coscienza spirituale accesa. Sa che tutto quello che fa gli è dato da Dio. Tutto. Forse vi ho raccontato quello anche che nella mia vita pratica, quando mi sono convertito, proprio agli inizi della conversione, capii una cosa, che anche le mie capacità stavano a zero. Anche le mie capacità, quello che io pensavo e presupponevo che fossero delle capacità che io avevo, perché ce l'avevo, perché mi dicevano, ero un buon autista, sapevo cavarmela bene, ma quando conobbi il Signore, dissi: Signore, insegnami anche a guidare. Ma come, tu sei un autista rinomato che hai più patenti che anni? All'epoca era così, ma Dio mi insegna una cosa: io avevo bisogno di Lui in tutto e per tutto, e questo mi è servito. Avevo bisogno di Lui anche sulle cose che io potevo presupporre che avevo delle capacità. Signore, ho bisogno di te. E se vi racconto tutto quello che mi accadeva nei miei viaggi, non ve lo voglio raccontare, ma cose meravigliose. Vi dico solo questo: non c'erano i navigatori, non c'erano i cellulari. Dio era il mio navigatore, era il mio cellulare, e quello che faceva il Signore, sono cose meravigliose. Qualche giorno scriverò un libro. I viaggi non è vero, mi basta la Bibbia. Vi dicevo che possiamo leggere qualche cosa per capire bene quelle che sono sicuramente le cose date, stimate, apprezzate e fruttifere. Le cose date non stimate o non valutate e purtroppo che non fruttificano per niente. Seguitemi nell'Evangelo di Marco. Al capitolo 4, dal versetto 4 a 14 al versetto 20, dice così la parola: il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che quando hanno udito la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazione o persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. E altri sono quelli che ricevono la semenza fra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le preoccupazioni del mondo, l'inganno delle ricchezze e l'avidità delle altre cose, penetrate in loro, soffocano la parola, così da risultare infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttuano, uno al 30, l'altro al 60 e l'altro a 100. Grazie a Dio ci sono pure quelli che ricevono la parola e sono fruttuosi. Quelli che ricevono la parola, quelli che in sostanza quando ricevono la parola, dopo averla udita, la proteggono nel loro cuore. Sono quelli che quando ricevono la parola non la ritengono superflua o non efficace, o non hanno fatto sì che la parola potesse essere contaminata in qualche modo, assolutamente no. Ricevono la parola, la ritengono in un cuore puro
sanno che quella parola è fruttifera per la gloria del Signore e quella parola è fruttificante perché quella parola va ad effetto. E noi lo sappiamo che la parola di Dio va ad effetto. Ma vogliamo un attimino esaminare quelli lungo la strada. Dice la scrittura, quelli lungo la strada ricevono la parola. E quello che voglio dirvi è questo: tutti odono la parola. Tutti, indistintamente. Dio parla a tutti quanti. Ma c'è sta chi ne fa stima e chi non ne fa stima. Chi si lascia derubare, defraudare, e c'è invece chi invece la ritiene. Allora in questo caso vediamo che quelli lungo la strada, dovete sapere questo, che quelli lungo la strada, facilmente vengono purtroppo, attaccati. Allora tu adesso stai ricevendo la parola, e grazie dell'Eterno che stiamo ricevendo la parola, tutti quanti noi la stiamo ricevendo, perché Dio comunque ce la sta donando, ce la sta dando affinché noi riceviamo questa parola. Però devi sapere una cosa, che Satana non vuole che tu possa tenere questa parola preziosa nel tuo cuore. Satana cercherà di far sì che questa parola possa essere in qualche modo tolta dal tuo cuore, dalla tua mente. Quindi questo avviene. Lungo la strada, appena esci dalla chiesa probabilmente può accadere qualcosa, può succedere qualcosa, forse può succedere proprio in chiesa qualcosa che cerca di non farti ricevere la parola. Forse una distrazione, forse un pensiero, forse un'argomentazione, non lo so, qualche cosa, perché succedono queste cose. Sapete, io quando andavo a scuola, che ero uno studente, quello doc, quando andavo a scuola, la maggior parte non ci andavo, però quando stavo seduto, mi sembravo uno dei più attenti. Stavo seduto e ascoltavo, però ascoltavo per ipotesi, pensavo ad altre cose, ma proprio stavo lì perché c'era proprio per prendermi qualche presenza. E non voglio mai Dio che viene in chiesa con questa attitudine. Vieni in chiesa per fare presenza. Quando vieni in chiesa ricevi la parola, ricevila come essa è, parola di Dio. Per questa parola farà sì che tu possa essere un canale, uno strumento. Qualcuno potrà dire, ma io già lo sapevo, io già conoscevo questo. Ti dico una cosa, a me mi è servito tanto, perché io non disprezzo e non deprezzo mai la parola. Ma pure una virgola, pure un punto per me è importante. Quindi durante la strada, lungo il cammino, Satana cercherà di fare questo lavoro e che tu non possa mai essere preda di Satana, anzi che tu possa essere invece un uditore attento. E dopo l'uditore sai cosa viene? Il facitore, perché l'uditore solo è dimentichevole, l'uditore che ode e riserva e preserva la parola diventa un facitore. Se per caso, lo faccio perché poi ci seguono anche da casa, se per caso c'è qualcuno che non è facitore, questo è il tempo di fare. Questo è il tempo di fare. Cosa? La volontà di Dio. Come? Adoperandoti per il regno di Dio. Amen? Dove? Dove Dio ti ha posto. Dove Dio ti ha posto. Perché sapete, alcuni hanno delle teorie strane. Io servo Dio a modo mio, il modo tuo sta certo che è sbagliato, perché c'è un solo modo, è il modo di Dio. Quindi se servi Dio con il suo metodo, sei a posto. Se lo servi con il tuo metodo, non l'ho detto io, Lello l'ha detto, sta inguaiata, l'ha detto Lello, lui è colpevole, si fa piate con Lello, non fa piate con me. Ma sta inguaiato veramente, io ci metto pure la giunta vicino. Perché? Perché la scrittura è chiara. Amen. Dio ti dirà, dov'è il tuo operato? Ma io ho fatto questo, sono andato lì. Dio dice, ma io ti ho posto a fare qualcosa che io ti ho detto di fare. Perché non hai fatto quello che io ti ho detto e hai fatto quello che tu volevi? Sapete, questa è una cosa che dobbiamo un attimino rifletterci. La volontà di Dio è la sua volontà, non è né la mia né la tua, e Dio le cose le fa per bene. Amen. Atteniamoci a quello che il Signore ci dice e quello che va fatto. Allora lungo la strada Satana fa il suo lavoro,
E sappiate che Satana il suo lavoro lo fa. E lo fa, perché sa che il tempo è breve. Poi dice la scrittura, oltre a quelli lungo la strada, ci sono quelli che hanno udito la parola, ma cosa succede? Ricevono in luoghi rocciosi, odono la parola, la ricevono subito con gioia. E non so se tu hai mai visto, a volte a me questo mi preoccupa, quando vedo che qualcuno subito riceve, subito esulta, e subito, sai, si esalta, a volte io dico, Signore, proteggilo. Sapete, nel lessico, diciamo, dialettale napoletano si chiama fuochi paglia, fa subito un fuoco. Ma come fa chi lo fuoca? Poi diventa niente, fumo, e si spinge. E così è quello che riceve la parola ma non ha radice in sé. La riceve e a volte mi fanno la domanda, pastore, ma come mai? Come mai quel fratello era così infiammato? Quella sorella era così zelante? Veramente quando ha ricevuto la parola era così piena, poi è tornata indietro, o non la vedo più in chiesa, o non lo vedo più in chiesa, o è ritornato di nuovo nel peccato. Come mai? La risposta è questa. Hanno ricevuto la parola, l'hanno pure ricevuta con gioia, ma poi non c'è radice, non è radicata. Perché non è radicata? Beh, io non sono un agricoltore, ma qualcosa ho imparato dall'agricoltura, perché avendo dei credenti in chiesa che fanno agricoltura, ho imparato una cosa, che il terreno prima di seminarlo va scalzato, va purificato, va bonificato, va livellato, dipende dalle culture. Mo tengo una cultura in agricoltura. Quindi ci sono delle culture agricole che vanno rispettate. Se tu semini una pianta sopra una pietra, quando dura? Pochissimo, perché la radice non va in profondità e quindi l'arsura, quello che sia, poi porta purtroppo quella pianta a seccare. Allora c'è un lavoro di bonifica che Dio vuole e che noi dobbiamo anche rispettare questo lavoro. Signore, io voglio che la parola sia radicata in me. E Dio dice tutte queste pietre, tutte queste cose che non vanno debbono essere scalzate, debbono essere messe fuori affinché ci sia radice, una radice profonda. Ma quando invece il luogo è roccioso, si riceve pure con gioia, ma non c'è radice. E quando dice la scrittura, quando vengono le tribolazioni o le persecuzioni a causa della parola, sono subito scandalizzati. E questo per dirvi anche un'altra cosa. A causa della parola vengono persecuzioni e tribolazioni. Se non lo sapevi, adesso lo sappiamo. A causa della parola. Perché la parola in te, che è fruttificante, sicuramente porta a non essere compreso dalla maggior parte delle persone. Forse in famiglia, forse, che ne so io, in qualsiasi luogo. E sapete, andare contro il carattere quando stai servendo il Signore è bella cosa. Sai perché? Perché le cose non ti pesano, ma ti muovi nel timore di Dio. E quando fai qualcosa perché tu sai che lo stai facendo perché il Signore abita in te, quelle cose che fai ti gratificano, ti fanno star bene, perché tu ti muovi con l'amore del Signore. E vi ricordo ancora una cosa, e ve la ripeto e ribadisco, amatevi. Questo è un comando che viene da Dio, amen. Essere ospitali, saper parlare secondo quello che è la grazia, la sapienza di Dio, poter dire qualche cosa e dirla di buono. Amen. Parlare in un modo coerente e corretto, come annunciando gli oracoli di Dio. Io non so quanti di noi, quando apriamo la nostra boccuccia di rose, la apriamo in questo modo. Non lo so, ma forse ci sarà qualche punto di riflessione. Quando diciamo qualcosa, quando parliamo con qualcuno, quando ci esprimiamo,
e diciamo qualcosa. Chissà se il nostro parlare è sempre coerente e conforme a quello che è un oracolo di Dio. Dalla stessa fonte non può uscire il dolce e l'amaro. Ci siete? Io non posso benedire Dio e maledire l'uomo che è fatto a immagine di Dio. Sono cose semplici, no? Come abbiamo anche a volte appuntato. Mi meravigliavo come ancora non aveva dato l'allarme. Ormai è consuetudine. Oh, è proprio un orologio svizzero. C'è ogni pila. Proprio preciso. A una certa ora poi scatta l'allarme. Ma due cose, ho già finito di predicare. O devo incalzare ancora di più? Ci siamo abituati. Pensate che ho predicato con i bambini che saltavano davanti al pulpito. Ho avuto coraggio perché la chiesa era piccola e i bambini ce n'erano tanti, quindi siamo temprati anche in questo. Amen, alleluia. Ritornando a quello che dice la scrittura, dobbiamo essere temprati, dobbiamo essere forgiati, dobbiamo essere in abnegazione con la parola. La radice deve scendere in profondità. Amen. Altrimenti la durata è breve. E poi perché, per come, per quanto, a colpa di chi è, a colpa è stata di Tizio, è stata di Caio. Se sei stato scandalizzato, non dare colpa a nessuno, dai colpa a te stesso, perché la tua radice è corta e subito vengono scandalizzati. Dice la scrittura, guai a chi scandalizza, ma altrettanto guai a chi si scandalizza. Amen. La nostra radice non è corta, non ci scandalizziamo, amen, anzi, ci fortifichiamo, così più ci fortifichiamo e più la radice scende in profondità. Poi c'è un altro episodio, dice sempre la scrittura, poi ci sono altri che ricevono sempre il seme, la parola, ma la ricevono fra le spine. E chi sono questi? Sono coloro che hanno udito la parola, ma poi le preoccupazioni del mondo, l'inganno delle ricchezze e l'avidità delle altre cose penetrano in loro e soffocano la parola. Ascolta bene. Così da risultare infruttuosa. Ma com'è la parola che è così potente? La parola dell'onnipotente Dio, la parola che ha creato il cielo e la terra, la parola che ha fatto tutto diventa infruttuosa. E la colpa di chi è? La parola rimane la parola, ma se rimane o diventa infruttuosa, la colpa è nostra. Tu, pastore, è nostra. Perché? Perché sono gli inganni, e ci sono. Ci sono gli inganni che purtroppo diventano poi, problemi. Quali sono questi inganni? Le preoccupazioni del mondo, le preoccupazioni. E quanti si fermano nelle preoccupazioni? E cosa faremo? E cosa mangeremo? E come berremo? E cosa sarà del futuro? E chi lo sa? Cosa sarà? Ma che sta, ma che essere? Ma tu hai capito che se Gesù viene, ora è finito tutto. Tutto. È finita ogni cosa. E tu ti stai a preoccupare del domani. Il domani non ti appartiene. Il domani non ci appartiene. Preoccupati della casa che stai facendo in cielo. E non ti preoccupare della casa in terra.
Perché la casa in terra è passeggera, la casa in cielo è per sempre. Ma ci sono le preoccupazioni di questo mondo e ci sono quelli che non riescono ad avere pace perché il mondo li attanaglia, perché le preoccupazioni, perché come faremo, come mangeremo, come pagheremo le bollette, come faremo questo e come faremo quello, tante cose che ti fanno screditare la parola come se poi Dio non fosse colui che vede e provvede. Ma Dio è colui che vede e provvede. Dice la scrittura: io provvedo per gli uccelli del cielo, per le bestie della campagna. Tu non vali più di un uccello, non vali più di una bestia, e sai, è Dio che provvede. Allora le preoccupazioni di questo mondo purtroppo a tanti li hanno paralizzati. Li vedi più proiettati nel mondo che nella verità della parola. Ci sono alcuni che sono così dedicati al loro lavoro. È giusto lavorare, è giusto lavorare. Ma sono così dedicati, così presi dalle cose perché debbono andare avanti e perché si deve fare, ma per il Signore quasi nulla. Quasi niente, però per il lavoro, sono così dedicati, perché le preoccupazioni di questo mondo, come se poi non tutti abbiamo le stesse vicissitudini, però com'è bello vedere figli di Dio che non stanno preoccupati, no? Riflettevo oggi così, pensando. Quante preoccupazioni a volte si affacciano nella vita nostra. Ma non stiamo qui a sbandierare. Sto preoccupato, ma non vengo a chiesa perché sto preoccupato, ma non predico perché tenga preoccupazione. Abbiamo messo la preoccupazione, l'abbiamo messa a piedi del Signore, abbiamo detto: Signore, la mia vita è servirti. Ma ne tiene preoccupazione? Dio sa. Ma non è motivo di poter affossare la parola. No, le preoccupazioni di questo mondo purtroppo hanno reso infruttuoso quella meravigliosa parola che ci è stata data con tanto amore. L'inganno delle ricchezze. L'inganno delle ricchezze. Le ricchezze diventano un inganno quando diventano il tuo punto di fiducia, il tuo punto di riferimento. La nostra ricchezza sappiamo chi è. Amen. Sapete, dice la scrittura che l'amore per il denaro è l'origine di ogni male. È la verità. Ed è brutto purtroppo vedere, cristiani avari. Perché sapete, dice la scrittura che gli avari in cielo non ci vanno. Lo sapevate? Quindi abbando l'avarizia, perché è immondizia, oggi solo per fare rima. Che tu sei avaro, o si è azzeccati i soldi. Frate, i soldi in cielo non te li porti. Io lascio l'eredità ai miei figli, sì, se mangiano, roba te maledicono pure. Non è la prima generazione, ma la seconda generazione, i nipoti già dicono: nonno mi sapeva proprio. Perché? Era dei soldi a uno, a me non me l'ha dato. Lasciagli una buona eredità. Amen. Il regno dei cieli. Amen. Così i tuoi nipoti e i tuoi pronipoti diranno: mio nonno era un servo di Dio, ma ha lasciato una grande eredità, il timore di Dio. Amen. Alleluia. Le ricchezze di questo mondo purtroppo ti rendono infruttuoso. Il Dio denaro, il Dio mammona, le ricchezze di questo mondo. Sai che in cielo le strade sono asfaltate con l'oro? Le pareti sono di diamanti. Pensano poco. Cosa vale quello che l'uomo qui in terra fa? Fa le guerre per l'oro,
per il denaro, perché sapete questo, forse non lo sapete, tutto quello che gira su questa terra è tutto per i soldi. Dico i soldi, ma per parlare delle ricchezze in genere. Tutto. Dio Mammona ha schiavizzato nazioni, tribù, li ha schiavizzati con l'amore per il denaro, i soldi, le ricchezze. Grazie Signore che ci ha liberato. Amen. Siamo liberi? Amen. Liberi? Amen. Dopo facciamo un'offerta. Così vediamo chi è libero. Amen. Non è vero, sto scherzando, no, basta. C'è qualcuno che si stava indossicando, stava nascondendo i soldi. Siamo liberi. Grazie Signore che ci ha liberati da ogni schiavitù. Allora queste cose, l'avidità, penetrano. Fratello, sorella, te lo dico e te lo dico con tutto il cuore. Queste cose, non trattarle con superficialità. Queste cose penetrano e soffocano a tal punto che la parola diventa infruttuosa. E allora leviamo lo scudo. Amen. Diciamo no, nel nome di Gesù la mia vita deve essere una vita che fruttifica per la gloria di Dio. Amen. Copiosamente e sempre di più. E non approfittiamo della pazienza di Dio. Queste cose sono inganno e soffocano la parola. E poi, grazie a Dio, ci sono quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra. Sono coloro che odono, l'accolgono e fruttificano. Chi il 30, chi il 60 e chi il 100. Amen. In modo tale che chi ha il 100 guarda chi ha il 30 e gli dice: tu non sei come me, giusto? No? Allora il 30 dice al 60: perché non sono come te? Tu hai ricevuto in base a quello che puoi sostenere e portare. E ti dico una cosa: ringrazia Dio per il tuo 30, per il tuo 60 e per il mio 100 e per il nostro 100. Io sono di parte che... Quindi se sei 30, fruttifica per il 30, non guardo 60, non guardo 100, perché altrimenti perdi l'obiettivo. Sii fruttificante per il tuo 30 e dai gloria a Dio. È lo stesso per il 60 e lo stesso per il 100. Il 100 non può vantarsi di nulla, deve solo dire: Signore, grazie. E come vi dicevo prima, è quando hai fatto, è quando sei stato ubbidiente, è per quando sei stato un buon operaio. Dai gloria a Dio, perché tutta la gloria va solo a Dio. Seguitemi sempre con la parola. In Giacomo, al capitolo 4, anzi 5, dal versetto 7. Dice qui la scrittura: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi pazienti.
rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. La venuta del Signore è vicina. Siate pazienti. Dio ci chiama alla pazienza. E non parlo della pazienza umanamente parlando, ma parlo di quella pazienza che ci porta ad essere speranzosi. E non parlo della speranza umana, perché la speranza umana scade. La speranza nel Signore no, anzi è fruttuosa. Amen? Per la gloria di Dio. Allora ecco che la scrittura ci dice delle cose fondamentali. La venuta del Signore è vicina. Fratelli e sorelle, fino alla venuta del Signore siate pazienti perché? Perché ci sia frutto. E la pioggia dell'ultima stagione sarà più fruttificante della prima pioggia. E io credo che sta per piovere. Una cosa che ti consiglio, quando piove, non aprire l'ombrello. Anzi, fa una cosa, gettalo l'ombrello e lasciati riempire, lasciati prendere interamente da quella pioggia. Amen? Quindi il Signore sta tornando e la terra sarà fruttificante. E grazie a Dio per quelle terre fruttificanti per la gloria del Signore. Amen. Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Leggiamo questi versi e poi concludiamo. Versetto 6 dice: e voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. E fermiamoci qua. Diventare degli esempi. Che avete ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni. Beh, per la maggior parte di noi, diciamoci la verità, abbiamo ricevuto la parola perché le afflizioni erano tante. E per quel motivo abbiamo ricevuto la parola. Però voglio anche spronarvi diversamente. Come avevo anche letto prima, a causa della parola ci sono persecuzioni. E in mezzo a tante afflizioni, avendo ricevuto la parola, dobbiamo essere dei fedeli testimoni, seguendo dei buoni esempi. Amen. Se ci sono buoni esempi, fratello, non lesinare. Segui i buoni esempi, però. Non seguire i cattivi esempi. Segui i buoni esempi. Chi sono i buoni esempi? Quelli che seguono Gesù. Ma lo seguono seriamente, però, senza deviare. Che quando aprono la bocca non senti il tanfo del peccato, non senti il tanfo di altre cose, ma senti il profumo di Cristo. Ci sono i buoni esempi, fratelli. E non è innalzarsi, no. Qui l'Apostolo diceva: seguitemi come io seguo Cristo. I buoni esempi ci sono e vanno seguiti. Sono cuori arresi, cuori che servono il Signore, uomini e donne che sono dedicati a Dio, che hanno fatto del Signore il loro scopo di vita. Ci sono i buoni esempi.
E non è l'innalzamento della carne, perché ci sono troppi spirituali. Io non seguo l'uomo, io seguo Dio, non seguono né a Dio né all'uomo, perché sono gonfi, vogliono giustificare il loro non adoperarsi, lo vogliono giustificare con un presunto servizio a Dio. Servi Dio, come dice il Signore. Amen. Quante volte abbiamo detto la parola diacono, diaconos, che significa? Lo sapete? Servo del servo che serve Dio. Amen. Però questo non entra molte volte in quell'ottica cristiana, perché il cristiano è troppo spirituale per capire queste cose. Segui buoni esempi, se ci sono, seguili. Amen. E stai attento a chi non devo far seguire buoni esempi. Non sto facendo campagna elettorale. Non sto pensando, che sto facendo questo perché non ho bisogno. Ho imparato a servire Dio. Sapete cosa mi ha detto il Signore? Per essere un buon servo devi essere un servitore. Quindi a me non mi consta, non mi affatica, anzi, mi onora. E mi onora servire il Signore in qualsiasi ambito. Ma sto praticando, gloria a Dio. Ma domani se sto qua fuori a fare il parcheggio non è un problema per me, perché l'ho fatto. L'ho fatto, avevo delle donne, sono stato fuori a parcheggio a guardare le auto. Sono stato declassato. Da pastore, predicatore a parcheggiatore. Signore, grazie. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Senza parlare, senza mormorare, senza chiacchierare, fallo. Perché in cielo, sai, vengono valutati gli operai, i servi, non quelli che hanno una presunta posizione, no. Dio userà chi sa ricevere e chi sa dare. Se sai ricevere, saprai anche dare. È come Dio richiede, è come Dio vuole. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni. Con la gioia che dà lo Spirito Santo, la gioia del Signore è la nostra forza. E un'altra cosa che il diavolo vuole toglierti è la gioia. Ma la gioia viene dallo Spirito Santo. E se c'è lo Spirito Santo, c'è pure la gioia. Amen. Quindi quella gioia nessuno te la può togliere, nessuna delusione, nessuna preoccupazione. Le preoccupazioni le affronterai. Come? Con la forza del Signore. E chi ha fiducia nel Signore, sai cosa c'ha come davanti? Io affronterò e vedrò la gloria di Dio. Vedrò la soluzione del problema. Amen? Pochi amen. Vedrò la soluzione del problema. E chi non ha il amen rimane di problemi. Va. Non è vero, il Signore ha pietà e misericordia di te, Dio ti risolverà i problemi, perché lo so che nel tuo cuore hai detto amen, amen, Dio risolve i problemi, se noi vogliamo, e se vogliamo che la parola divenga in noi fruttuosa, quello che Dio ci ha detto, teniamolo stretto,
Ma no perché l'ha già predicato io, perché poteva stare Lella, poi c'era sta Francesco, ci poteva stare chiunque, e ti avevo predicato questo messaggio. Ritienilo, va bene. Lascia stare se un pastore di antipatica e non lo supporta, non va niente, non importa. Una gesta simpatica. L'importante è che ricevi la parola e la fai tua. Su questa parola, con questa spada, io affronterò i combattimenti che vengono per mezzo della parola. Amen. Se la ricevi, avrai combattimenti. Ma com'è bello combattere quando tieni una parola e quando tieni uno scudo. Amen. Quando sei armato, c'è l'armatura, c'hai i calzari, c'è la cintura ai lombi. Amen. Quando sei corazzato, lo scudo della fede, la spada dello spirito. Allora dice la scrittura, resisti al diavolo ed egli fuggirà. Non ha speranze, no? Resistigli. Ma chi potrà ricevere questo che sto dicendo? O quello che sta dicendo la parola di Dio? Gesù disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di loro è il regno dei cieli. Perché i fanciulli ricevono. Amen. Chi la può ricevere questa parola? Te lo dico io. Quelli che hanno un cuore arreso. Sai, a volte i fanciulli li vedi, litigano, strillano, va meno male che si stanno zitti, grazie a Gesù. Ma sono fanciulli, non lo fanno con cattiveria, no. Se era un adulto che faceva quello che ha fatto il piccolino, teneva i problemi. Ma l'ha fatto un fanciullo, perché il fanciullo fa le cose con semplicità, senza malizia, senza cattiveria. Amen. Perciò ci disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di loro è il regno dei cieli, perché loro ricevono come fanciulli. E noi dobbiamo essere come piccoli fanciulli e ricevere il regno dei cieli, ricevere le cose di Dio con la semplicità dovuta ai figli di Dio. Amen? E di loro sarà il regno dei cieli. E noi vogliamo fare parte di questo regno meraviglioso. Amen? Alleluia. Credo che abbiamo ricevuto la parola questa sera. E se l'abbiamo ricevuta, alziamoci all'impiede e diamo gloria a Dio. Amen? Alleluia. Grazie papà. Grazie Signore per la tua meravigliosa parola. Grazie Signore perché tu sei il vivente, perché tu sei il verace, perché tu Signore sei qui e sei in mezzo a noi. Alleluia. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso sei Signore. A te appartiene tutta la lode e la gloria, Signore. Alleluia. Adoriamo il Signore, amen, alleluia. Grazie papà. Grazie Signore. Alleluia. La venuta del Signore è vicina. È vicina. Alleluia. Proclama
lode il nome del Signore, che ogni creatura si ginocchia ai piedi tuoi. Egli proclamò, l'universo si creò, non c'è altro nome comparato al grandioso. Tutto ciò che in me proclamerà, mi alzerà, confesserà che cielo e terra passerà, ma il tuo nome è in eterno. Tutti si inginocchieranno, loderanno il tuo nome, il tuo santo nome. Tutti si inginocchieranno, loderanno il tuo nome, il tuo santo nome. Tutti lo confesseranno, acclamando il tuo nome, il tuo santo nome. Sì, Signore. C'è una lettera in Apocalisse che era indirizzata alla chiesa dei Sardi e diceva: io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere e sei morto, sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti, perché se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò da te. Tu non saprai. E dice la scrittura: quelli che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. E chi ha orecchio da udire, dice la scrittura, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sì, Signore, con le vesti bianche, Signore, o Padre. Oh Signore, non vogliamo contaminarle. E come tu ci hai detto, Signore, se c'è da ravvedersi, vogliamo ravvederci, Signore. Sì, Signore, affinché quando tu verrai non ci troverai impreparati. Sì, oh Padre. Grazie per la tua parola, Signore. Grazie per il Verbo fatto carne, Signore. Grazie, papà, perché tu ci ami, perché tu ci istruisci. E noi non vogliamo portare solo il nome di essere vivi, ma noi vogliamo vivere quella vera vita che è in Cristo, perché Gesù è la via, la verità
è la vita, Signore. Grazie, oh Padre Santo. Grazie, oh Dio d'amore. Alleluia. Onore a Dio. Temi l'Eterno. Rispetta il Signore. Alleluia. Oh Jesus. Scende la tua gloria qui. Grandi cose tu farai. Si Entra nel soprannaturale. Si sente, scende la tua gloria qui. Grandi cose tu farai. Si entra nel soprannaturale. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. dillo, Yahweh, dichiara Rafa, Rafa, Elohim, Shaddai, grida con forza Jireh, Adonai. Adonai, si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Adora il Signore. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Dillo, Yahweh, Si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Dillo. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. adoratori, Yahweh si manifesterà. dillo, Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Grida, Yahweh, dillo, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai.
Amen. Sì, Signore. Alleluia. Grazie, oh Padre Santo, per la tua meravigliosa presenza, Signore. Alleluia. Padre Santo, ancora vogliamo mettere davanti al tuo trono, Signore, queste richieste di preghiera. Signore, vogliamo pregarti per Rusca e Iana per guarigione. Ancora Patrizia per riconciliazione con il marito. Anna e Rita per influenza. Remo per nuove forze. Mary, Signore, per la sua anima, Signore. Ancora Ciro per conversione. Raffaele per scarcerazione. Nunzia per questa visita importante che deve fare domani. Ancora Raffaella per dolore al ginocchio. Maria Teresa per guarigione. Valeria per questo incontro, Signore Padre, che deve, oh Signore, fare con te, e anche per i suoi progetti, Signore, che siano i tuoi progetti, Signore. Voglio pregarti anche ancora per Mario, Signore Padre, ti prego, Signore, guariscilo, che le sue gambe, Signore, abbiano la funzionalità. Sì, Signore, oh Padre. Ancora mettiamo, Signore, davanti al tuo trono, Signore, gli ospedali, le carceri, gli orfanotrofi, gli ospizi, Signore, le case famiglia, Padre, davanti al tuo trono, Signore. E anche quei centri, Signore, dove accolgono anime preziose, Signore, per portarle davanti al tuo trono, Signore. Grazie per questa sera, Padre. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Padre Santo, Dio di amore, ti ringraziamo per la serata meravigliosa che tu solo ci potevi donare. Signore, grazie per la parola che è stata predicata, Signore, e che questo seme santo, Signore, incorruttibile, sia conservato nei nostri cuori, Signore, gelosamente, Signore. Accompagnaci alle nostre momentanee dimore, Signore, e questa notte continua a ministrarci, Signore, attraverso la tua santa e preziosa presenza. Padre, noi ti benediciamo, ti glorifichiamo e ti santifichiamo in quell'unico nome, Signore, che ci è stato dato sotto il cielo, Signore, che è il nome di Gesù Cristo l'Eterno. Amen, amen, amen.